Dopo oltre 20 anni di nostra campagna internazionale siamo felici di poter registrare un cambiamento enorme nel sistema della pena capitale nel mondo. Da allora ad oggi 64 paesi hanno deciso di abbandonare la pratica. Lo hanno fatto soprattutto scegliendo una via che noi abbiamo proposto, non l'abolizione immediata della pena di morte, ma la moratoria delle esecuzioni capitali attraverso la quale arrivare poi ad abolire definitivamente la pena di morte. È il successo che noi abbiamo avuto alle Nazioni Unite nel 2007 con una risoluzione che per la prima volta le Nazioni Unite, l'Assemblea Generale, ha adottato chiedendo ai paesi che ancora praticano la pena di morte non di abolirla immediatamente, ma di pensarci, attuare una moratoria, che come nella guerra è una sorta di tregua nella pratica della pena di morte, una tregua creativa dopo la quale si arriva sempre ad abolire la pena di morte. Ho chiesto ai colleghi di aderire a Nessuno Tocchi Caino e ho avuto riscontro da diversi colleghi e assieme a loro abbiamo organizzato la presentazione del rapporto sull'abolizione della pena di morte. Ribadire questa forma di rispetto della civiltà e dei diritti fondamentali dell'uomo in questo momento, con le scene di orrore che vediamo spesso, troppo spesso, di esecuzioni, le esecuzioni che vediamo troppo spesso nei telegiornali, è un modo importante e ulteriore di ribadire una nostra scelta, una necessità che credo sia utile proprio in questo contesto. Quello che fa questa associazione ha un valore eccezionale, dimostra allo stesso tempo, riesce a incidere anche nella riduzione delle pene di morte, dimostra come quindi la volontà umana possa influire in maniera positiva in quello che si fa e condizionare positivamente il futuro della nostra civiltà.